18, Caruso, 27, Ezzi, 20, Lemos, 7, Caponigro, 21, Balla. E adesso il nostro momento, facciamoci sentire, è il momento dell'84! Il direttore d'orchestra, questa anche oggi con questo quadro in giacca e cravatta, e lui, Alfredo Paniccia! Con il numero 29, Giuseppe Di Rienzo! Con il numero 8, Lucas Siqueira! Con il numero 10, il capitano Yosiko! E con il numero 18, Coco Wellington! E a disposizione un applauso con il 22, Pierro, con il 5, Bugnaru, con 7, Fortini, con 17, Cuzzolino, con 20, Diaz, con 23, Mendes, con l'80, Longo, con 21, Murillo, Scocchetti. Signore e signori, questa è l'84, facciamoci sentire! E allora ci siamo per l'ultima giornata di Serie A. È l'84 e Federico. Signore e signori, sta per cominciare lo spettacolo chiamato Fuzza! Divertitevi! Futsal People, buonasera da Enrico Coggele, benvenuti al Pala Maggiore di Leini, L84 Torino Feldieboli, 30ª giornata di Serie A. Due squadre che hanno infiammato il panorama del futsal italiano negli ultimi anni, due squadre che viaggiano verso il playoff scudetto dopo un percorso diverso, ma unite da un unico mantra, la voglia di stupire. E ci siamo, andiamo quindi a scoprire chi saranno i protagonisti dell'ultima giornata di regular season, partendo dalle scelte di mister Paniccio, ovviamente sponda L84, che va a completare il proprio reparto dei portieri col numero 22 Pierro e 29 De Rienzo, poi 5 Butnaru, 8 Siqueira, 7 Fortini, 10 Osico, 21 Murillo Schiocché, 17 Cuzzolino, 18 Coco Wellington, 80 Diaz, 23 Mendes e 20 Longo. Dall'altro lato risponde invece mister Antonelli con il numero 3 Dalcine, il 25 di Stagno a completare quello che è il reparto dei portieri, poi 5 Venanzio, 7 Caponigro, 8 Ugherani, 10 Salas, 27 Ezzi, 28 Espindola, 18 Caruso, 20 Lemos, 21 Barra, 77 Selusio. C'è ovviamente una terza squadra in campo, quella inquadrata, quella dei direttori di gara, che saranno per l'occasione Rutolo di Chieti e Di Battista di Avezzano, al crono Filippi di Bergamo. Ci siamo, ultima giornata di regular season che si apre col messaggio dei Tigers, ultima giornata che può dirci ancora veramente tanto su quello che saranno le varie lotte in classifica, sia per il primato che per la corsa ai piazzamenti playoff, che per quello che riguarda il play-out. Ovviamente l'occhio qua cade sulla lotta per la vetta tra Feldieboli e Meta Catania, una lotta che avverrà a distanza, l'84 invece che deve ancora scoprire quale sarà il suo piazzamento
all'interno della sfera dei playoff. Tutto ancora in mano alla squadra di mister Paniccia, che arriva abbastanza acciaccata in questo finale di stagione. Quest'oggi out Tuli, Rescia, Raguso, Tondi, Pasculli e Lucas Braga, nell'84 che è scivolata un po' indietro in questo finale di stagione, viste le diverse assenze nelle ultime partite. Nell'84 che partirà con De Rienzo tra i pali, Siqueira ultimo sulle due bande, Osico e Murillo Schiocchè, falso pivot Coco Wellington. Ci aspettiamo un 4-0 per mister Paniccia. Dall'altro lato invece risponde mister Antonelli con Di Stagno tra i pali, poi Venanzio, Salas, Caruso e Caponigro. Queste le scelte dell'allenatore della Feldieboli. Inquadrato Peppe De Rienzo, per lui prima partita da titolare in maglia l'84 dopo che aveva già effettuato il proprio esordio qui contro il Vitulano Dragstore Manfredonia. Ma ci siamo, tutto pronto sul parquet per l'inizio di quella che sarà sicuramente una bellissima sfida, big match tra due squadre che hanno lottato faccia a faccia e a distanza nel corso degli ultimi anni del nostro calcio a 5, ma ci siamo, si attende solo l'ok da parte dei direttori di gara per l'inizio della sfida, col pallone che verrà girato per la prima volta da Umberto Caruso. Tanto problema di sedia a bordo campo. Qualche istante di ritardo prima dell'inizio della sfida, tutte le partite in contemporanea per le ultime due giornate di Serie A. Tutto pronto quindi, fischio che arriva adesso, via, si parte, andiamo, buon divertimento con L'84 Feldieboli, con la Feldi che manovra il primo possesso della partita. Caruso riceve in angolo su di lui Lucas Siqueira, Venanzio, Caponigro, scarica ancora per Venanzio, attaccato forte da Coco, si rifugia da Di Stagno, pallone in verticale nella zona di nessuno. Senza trovare una maglietta bianca può toccare il primo pallone della sua partita anche nell'84 con Murillo Schiocchè sul punto di battuta. Scambia con Lucas Siqueira. Osico prova a sgasare su Caponigro, l'ultimo tocco del capitano dell'84 Feldieboli, che guadagna possesso e metri. Palla centrale, ci mette bene le mani di Rienzo, poi conclusione di Salas respinta da Siqueira, che ora controlla. Osico, sempre Caponigro sulle sue tracce, Murillo Schiocchè, Siqueira, prima linea molto alta della Feldieboli, Schiocchè può andare solo per la verticale tra le braccia di Di Stagno. Pallone in verticale verso Caruso, mette giù con la coscia, poi Siqueira forse con una mano, ma si gioca, era a 2 passi di Battista. Osico taglia il campo in verticale per Murillo, che chiude un involontario 1-2. Osico rientra, Siqueira, Murillo Schiocchè, scava il pallone per la possibile corsa di Siqueira, legge bene Di Stagno, poi Caponigro, il pallone è uscito sull'appoggio complicato da gestire per Vincenzo Caponigro. Feldieboli in seconda posizione a 3 lunghezze di distanza dalla meta Catania capolista. In caso di vittoria della Feldi e sconfitta contemporanea dei campioni d'Italia, la Feldi si prenderebbe la vetta della regular season. Occhio però, Coco! Sinistro troppo alto, primo grande squillo della partita per l'L'84, bella imbucata di Murillo Schiocchè, Coco Wellington si divora il gol dell'1-0. Dicevamo della Feldi che con una vittoria raggiungerebbe la meta in vetta alla classifica. Occhio però la bomba da parte di Caponigro, boato del palazzetto per la prima parata di Peppe De Rienzo e pallone in out. Chiudiamo il discorso classifica per quello che riguarda la Feldi. In caso di arrivo a pari punti le Volpi sarebbero davanti in virtù degli scontri diretti favorevoli. Caponigro ci prova, out, non c'è deviazione, rimessa per l'L'84.
De Rienzo Coco, lato lato, Osico scappa dalla pressione di Salas, sfida tra numeri 10, sgasa Osico che va in verticale, Caruso rischia con l'intervento difensivo, c'era Coco in agguato, qualche brivido per la Feldieboli e alla fine solamente corner per l'L84. Coco sul punto di battuta, palla fuori, Siqueira calcia, centra Caponigro, pallone in out, altro possesso verde-nero. Osico all'indietro, Siqueira, Murillo Schiocchè, Coco, Osico, sempre Osico, scarico per Lucas Siqueira, poi bella palla in parallela per Osico, c'è Coco in agguato, palla a rimorchio, Murillo guarda la porta e spara, c'è però bene Vincenzo Caponigro ad opporsi alla puntata di Murillo Schiocchè. Gioca Osico, Siqueira, Murillo Schiocchè, Osico con una prateria, cambio lato, Coco, 1 contro 1, palla centrale per Siqueira, controlla e spara con il destro, pallone a centimetri dal palo della porta della Feldieboli. Altra buona trama in fase offensiva per l'L84 che costruisce bene con il 4-0, graziata ancora una volta però la Feldieboli. Venanzio, parallela Salas, Caponigro in verticale da Caruso, attaccato ancora una volta forte da Lucas Siqueira, si gira bene Caruso fino in fondo, Caruso, bella parata di De Rienzo, poi Venanzio, si oppone Coco, grande occasione anche per la Feldieboli, ottimo intervento di Peppe De Rienzo sulla bella giocata da vero pivot di Umberto Caruso, che riceve ora Salas, si mette in ritmo, calcia, centra Osico, poi Caponigro, forte col destro, troppo forte, pallone out. Qua rivediamo la bella giocata Suola e poi conclusione, attento De Rienzo in uscita a negare la gioia del 11° centro in Serie A al pivot della Feldieboli. Fortini è penetrato, lato lato, Siqueira taglia il campo, bene per Fortini, rientra Fortini, il pallone resta avvinghiato tra le gambe di Venanzio che lo perde di vista, lo ritrova poi Fortini, Osico sfida Caruso, lavora per lui Fortini, cambio lato, Siqueira, Coco prova la giocata, puntuale intervento di Vincenzo Caponigro, rimessa all'84, dentro barra, fuori Caruso, Siqueira, Osico, Siqueira, scarico Coco, poi Osico, riparte da Siqueira, Coco rinnova il duello con Caponigro, poi scappa bene dalla soppressione, pallone di ritorno un pelo lungo di Lucas Siqueira, niente da fare per Coco Wellington, se ne sono andati 4 minuti, sempre 0-0 tra L84 Torino e Feldieboli, partita però accesissima in questo avvio di gara, fuori Coco intanto per l'L84, dentro Fabio Longo per i suoi primi minuti in Serie A. Barra lascia lì a Dezzi, prova a scambiare ancora con Barra, lotta con lui Longo che ha la meglio, pallone in out, rotazioni anche per la Feldi, come ha detto dentro Barra e Lorenzo Ezzi insieme a Ugherani e Selusio. Selusio dentro, centra Longo, Siqueira rischia, poi calcia Ugherani, De Rienzo con un miracolo in spaccata a negare la gioia del gol al numero 8 della Feldi, errore di Lucas Siqueira, risponde l'altro numero 8, poi palla fuori, letta da Fortini, controfallo fischiato dal secondo arbitro di Battista, si è disperato Giuliano Fortini che vedeva davanti a sé una prateria da attaccare. C'è un problema sulla panchina della Feldieboli, intanto per questo non riprende il gioco. Colloquio tra il primo arbitro Rutolo e il crono Filippi per sistemare quello che non va sulla panchina della Feldi. Provato a giocare ancora una volta Longo, deve però fischiare il secondo arbitro di Battista. Ora si riparte. De Rienzo senza fronzoli in avanti a regalare il possesso alla Feldi. Selusio
Palla centrale, cercando il taglio da parte di Lorenzo Ezzi, pallone però impreciso, ora Longo in verticale ancora una volta, onde evitare pericoli. Di Stagno raccoglie, Selusio con una prateria, guarda la porta Selusio, calcia forte col destro, ci ha messo ancora una volta bene le mani Peppe De Rienzo, angolo Feldieboli. Palla sopra verso Ezzi che sbuccia il pallone, nessun problema questa volta per De Rienzo. Pallone in verticale di De Rienzo in zona di Stagno che raccoglie. Barra, Ezzi, Sergio Selusio, pallone in verticale, Barra riceve su di lui Murilo Schiocchè, prova a girarsi Barra, scarico Ugherani, imbucata, poi Osico vince il ripallo, finta e si scappa, solo Dias. Fortini prova ad andare in verticale, deviazione, Ugherani trova il pallone ma inciampa, regalando così il possesso all'84. Murilo Schiocchè, Osico, Dias, passa su Selusio, poi bella palla per Murilo Schiocchè, con l'esterno prova a sorprendere Di Stagno che però esce bene e gli chiude tutto lo specchio. Buona uscita per il portiere della Feldieboli, bella giocata invece di Mateus Dias, non Fabio Longo, sulla banda di destra. Fortini riceve, isolamento con Barra, rientra Fortini, lascia lì a Osico, Fortini, Dias, gli porta via il pallone Selusio, solo per un attimo la rimessa dell'84. Fortini, scarico Sichera appena rientrato, 1 contro 1 con Selusio, rientra però la Feldi, cambio lato per cercare Dias che però non trova il contatto visivo col pallone, spazio anche per Pedro Mendes. Selusio, isolamento prolungato con Mendes, Salas, Caruso, lato lato per andare da Ezzi che prova a mettersi in ritmo, esce puntuale De Rienzo, il pallone è in campo, buon lavoro da parte di De Rienzo. Fortini, Murilo, Sichera, con un brivido da Fortini, prova a sgasare, Fortini passa su Caruso, trascinandosi però il pallone oltre la linea laterale, rimessa Feldi, fuori Ezzi, dentro Caponigro, gioca Salas, aspetta l'84, Caponigro, Caruso, sempre duello forte rusticano con Sichera, Salas, Selusio in verticale da Caruso che alza il pallone, Salas controlla e riparte ancora una volta da Giancarlo Selusio, imbucata di Caruso letta con un'ora d'anticipo da Murilo Schiocchè, Sichera, Murilo scava il pallone per Sichera che però rimane fermo ai blocchi di partenza, respira la Feldieboli. E Spindola, Selusio, Caruso riceve e lotta sempre con Sichera, Salas prova a mettersi in ritmo, Coco gli toglie il pallone solo per un attimo, raccolto da Di Stagno che sale e prende possesso della metacampo dell'84. Palla centrale, Caruso attaccato forte da Sichera, va giù Caruso, non c'è fallo, Sichera prova a spingere la transizione con calma, si mette in ritmo, prova a calciare Caponigro e si riparte da De Rienzo. Prova ad andare lungo De Rienzo verso Pedro Mendes che ci arriva di testa ma non trova lo specchio della porta. Buona intesa tra i due giocatori dell'Under 19 verdenera, impegnata nei quarti di finale playoff per lo scudetto Under 19. Caponigro, Salas, Caponigro, Caruso in verticale, Sichera ci mette il piede
poi lancio di Stario a cercare Salas, che non ha l'arpione, non ci arriva. Situazione di classifica che vede l'84 al sesto posto, 2 lunghezze dall'Eco City Genzano. Ancora tutto in ballo però per la squadra di mister Paniccia, che potrebbe sia terminare settima che raggiungere la quinta posizione. Tutto si deciderà questa sera al Palamaggiore di Leni, chiaramente con un occhio su quello che accadrà negli altri campi. Caruso cambia lato per andare da Espindola. Salas e Spindola. Riceve il pallone. Caponigro in verticale, male col destro. Non può arrivarci Caruso. Osico. Coco, Osico, Murillo Schiocché, in verticale da Coco, tacco per provare a servire capitano Osico in inserimento. Ha letto bene però la difesa della Feldieboli. Rischia Caponigro su Pedro Mendes, che per poco gli strappa il pallone. Salas, lato, Caponigro. Lungo per cercare la corsa di Caruso, che prova a controllare un pallone ancora una volta complicato. Fuori Pedro Mendes. Dentro questa volta sì Fabio Longo col numero 20 per l'84. Esordio anche per lui in Serie A. Osico. Murillo Schiocché. Osico. Coco, scambiano i due, si riparte da Murillo. Longo. Isolamento con Espindola, prova a vincere il duello, guadagna però la rimessa laterale. Fuori Espindola, dentro Venanzio, fuori Caruso, dentro Barra. Feldieboli dell'84, protagoniste di una delle partite più pazze della storia del nostro futsal. Quarti di finale di Coppa Italia terminati dopo un'infinita serie di calci di rigore, protagoniste anche la scorsa stagione in finale di Supercoppa Italiana, proprio qui al Palamaggiore di Leni, vinta dalla Feldieboli per 5-3. Coco in verticale da Longo, legge Barra. Ugherani prova ad andare dentro Ugherani, cercando il taglio bellissimo da parte di Lorenzo Ezzi. Applausi tra il numero 27 e il numero 8 della Feldi. Arriva con un attimo di ritardo l'ex Monastir Sandro Abate. Coco. Osico scava il pallone per andare da Longo, che prova a lavorare su Venanzio. Vince il duello fisico il numero 5 della Feldi della Nazionale. Ugherani rientra su Coco, cerca spazio per il sinistro, calcia e centra la difesa verde-nera. 2 volte ci mette il corpo bene Longo, che allunga direttamente in out. Altro giro da rimessa per la Feldi. Barra lascia lì, Ugherani perde il ritmo, poi Venanzio, rimpallo, prova ad autolanciarsi Murillo. Puntuale l'intervento in uscita da parte di Di Stanio, da un portiere all'altro, con De Rienzo pronto a giocare il pallone. Fuori Osico, dentro Fortini, che riceve. Coco, Fortini al piede, centrale Coco, attaccato, pallone alle spalle però per Giuliano Fortini. Non si capiscono il 7 e il 18 dell'84. Gioca Ugherani. Venanzio in verticale, Barra prova a girarsi, Barra imbucata, Coco legge, provvede, prova a spingere anche la transizione giocando con Giuliano Fortini, che aspetta. Longo, isolamento con Ugherani, finte di Longo, prova a sgasare in banda, bene Longo, esce però altrettanto bene ancora una volta Di Stanio, forte, fuori area con i piedi. Va a cedere la strada al classe 2007 dell'84, applausi anche per lui, uscito per lasciare spazio Luca Siqueira. Murillo, Fortini, scarico Murillo, Siqueira, Fortini, attaccato forte da Ugherani, deve ripartire ancora una volta da Siqueira, che va in verticale. C'è Venanzio col gambone, poi lotta Ezzi con Fortini da terra, sempre il duello, non c'è niente, alla fine Siqueira mette tutti d'accordo allungando il pallone direttamente in out.
proteste veementi da parte della panchina dell'84 che avrebbe voluto, credo, una palla trattenuta. Gioca però la Feldi. Venanzio in verticale da Barra imbucata per Ezzi, ancora De Rienzo bravissimo in uscita, esulta e ha ragione, paratissima di Peppe De Rienzo. Palla centrale e deviazione vincente, sfortunatissima per l'L84, la Feldi Eboli è avanti al Pala Maggiore di Leini a 8:20 dalla fine del primo tempo, deviazione sfortunatissima di Coco Wellington e 0-1. Si riparte con l'L84 che deve inseguire tante occasioni in questo avvio per la Feldi. Occhio però a Murillo che prova a sgasare, è sempre Murillo, tocco di Barra, non c'è niente, si gioca. Poi Ezzi scappa, il fallo arriva questa volta di Murillo Schiocche. Primo fallo della sfida, dicevamo tante occasioni in questo avvio per la Feldi che è sempre sbattuta su un ottimo De Rienzo fino a questo momento, nulla ha potuto sulla sfortunata e decisiva deviazione di Coco Wellington che ha messo avanti la Feldi Eboli. Ezzi in verticale da Barra, attaccato forte da Coco, si trascina però il pallone direttamente in out, anzi era stato Fortini a lavorare bene in fase difensiva. Murillo in verticale a cercare Fortini, Ugherani di testa bene per Venanzio, poi Ugherani. Di Stanio, sguardo in avanti e pallone che segue lo sguardo, bella palla per Venanzio, manca qualche centimetro al numero 5 della Feldi per arrivare su questo lancio del proprio portiere. Tanto fuori Murillo, fuori Coco, dentro Osico e Dias. Siqueira rischia su Barra che va giù, si gioca, finta di Siqueira, scarico De Rienzo che prova ad andare subito in verticale, pallone letto da Di Stanio con precisione, buona lettura e appoggio direttamente in out che fa respirare la Feldi Eboli. Siqueira, Osico, scappa e poi scarico per Siqueira. Dias, isolamento con Ezzi, vuole il fondo Dias, prova ad andare dentro, guadagna la rimessa laterale. Si può giocare, Siqueira, Fortini, sfida Salas, sgasa Fortini, se ne va, calcia Fortini col sinistro trovando solamente l'esterno della rete. Buona sgasata per Giuliano Fortini che è mancato tanto nella fase centrale di campionato dell'84 e finalmente lo rivediamo in campo. Salas prova ad andare in verticale, anticipo secco Siqueira con una mano Salas, il pallone è out, la rimessa è per l'84, stessa gestione del tocco di mano da parte degli arbitri rispetto a quello di avvio di partita. Fortini, Osico, Dias, centrale Siqueira, chiude 1-2 con Dias che è una prateria. Dias, Mateus Dias, primo gol in Serie A per pareggiare la partita a 6:51 dalla fine del primo tempo. Fa tutto benissimo il classe 2007 e soprattutto fa 1-1 Mateus Dias. Tutto pari al Palamaggiore di Leini tra L'84 e Feldi Eboli dopo l'autogol di Coco. Ci pensa il 2007 Mateus Dias a mettere tutto in parità. Esordio in Serie A e gol per il numero 80 verde-nero.
che ora prova ad alzare anche la prima linea sfidando Giancarlo Selusio. Buona diagonale per Caruso, tocca Siqueira, pallone buono per Salas. Caruso riceve in verticale, regge il pallone, lascia lì per la conclusione da parte di Selusio, deviazione, palla in out, angolo per la Feldieboli che prova subito a scuotersi dopo il gol del pareggio dell'84. Boato per l'uscita di Diaz, palla centrale, colpo di testa di Salas, si scuote e come la Feldieboli che rimette subito il naso davanti. 2-1 Salas. Il Cholo Salas risponde subito ai colpi dell'84. Ancora una volta problemi sulla difesa, la palla inattiva per i verdeneri. Salas colpisce di testa in zona centrale col pallone che si insacca alle spalle di De Rienzo. Tutto da rifare ora per la squadra di mister Paniccia. De Rienzo rischia e alla fine fa bene a rifugiarsi direttamente in fallo laterale. Selusio, Salas, Caponigro, Selusio, doppio rimpallo, alla fine dell'ultimo tocco di un giocatore dell'84 si gioca. Salas in verticale, tocca Coco e poi ancora Salas. Salas, palla centrale, Selusio scappa dalla pressione di Osico. Caruso, tocca Siqueira che va giù, non c'è fallo, rimessa laterale per l'84. Time out chiesto da mister Paniccia, stop sul parquet, stop anche per noi. Suonata la sirena che ha richiamato in campo le due squadre. Feldieboli avanti per 2-1 al Palamaggiore di Lejny. Il Sala Consilini invece sta battendo sempre per 2-1 le Costiti Genzano, 1-1 tra Pomezia e Benevento, 1-1 anche tra Napoli e Metà Catania. Roma avanti per 1-0 sulla Came. Occhio e Spindola intanto che però controlla. Caponigro prova a imbucare, centro Osico, sempre Caponigro. Finte, non passa su Osico che lavora bene in fase difensiva. Dal service Pesaro avanti per 2-1 ad Avellino contro la Sandrobate, 2-0 per il Pirossigeno Cosenza sul Vinomite di Petrarca in trasferta. Buona parata intanto di De Rienzo. E poi Vitulano Draxor Manfredonia avanti per 3-2 sul campo dell'Active Network. Pallone in verticale, Siqueira di testa. Scambio con Coco e poi Osico. Siqueira, buona trama per Osico, guarda la porta, poi finta e scarico per Siqueira, bomba di Siqueira, male con il destro in un metaforico terzo anello del palazzetto. Ancora una volta però funziona l'uscita palla dell'84. Che nonostante le assenze sta creando diversi problemi alla Feldieboli di mister Antonelli. Però resta quasi sempre col pallino del gioco in mano. Ugherani, finta, poi palla in angolo,
centrale Letta da Siqueira che prova a sgasare, panino ma si gioca, poi Espindola raccoglie, Di Stanio, Ezzi, l'aspetto Zico, rientra Ezzi, Ugherani, cambiolato, Espindola, Ezzi, ancora Espindola, Barra attaccato forte da Siqueira, l'ultimo tocco è del numero 8 dell'84, la rimessa è per la Feldieboli, fuori Osico, dentro Pedro Mendes. Ezzi e Spindola, Ugherani, sgasa su Pedro Mendes, poi pallone imbucato, Barra scivolando, lo tocca, non riesce ad arrivarci Espindola che avrebbe avuto bisogno del motorino. Coco, Fortini, Coco in verticale, Mendes lotta e recupera il pallone, Murillo Schiocchè, scava il pallone per la corsa di Mendes, Mendes sbuccia la conclusione con la destra, tu per tu con Di Stanio, si salva la Feldi, bella palla di Murillo Schiocchè. Ezzi, cerca un'opzione, la trova in Ungherani, poi pallone in verticale, Barra lotta con Murillo, sempre Barra, in mezzo due, ancora Barra, gli sporca il pallone Murillo Schiocchè, poi Ugherani, isolamento con Pedro Mendes, Espindola, Ugherani, parallela per Ezzi in area, taglia fuori preciso di Coco che raccoglie il pallone, lo fa sparire e ricomparire per Giuliano Fortini. Murillo scava la sfera per Fortini, lanciato Fortini, ottimo intervento in scivolata in extremis per Gabriele Ugherani, poi 5, bello con Giuliano Fortini che ha provato a sgasare sulla banda di destra, tocca all'ultimo respiro di Ugherani con Fortini che si sarebbe trovato poi a tu per tu con Di Stanio. Con calma Coco Wellington, palla fuori, Fortini, Barra su di lui, rientra Fortini, calcia Fortini, deviazione che non c'è stata, Di Stanio con calma rimette in gioco la Feldi. Ugherani, pallone in verticale, Barra controlla, poi Fortini col petto, direttamente in out, onde evitare rischi. Ugherani sul punto di battuta, per lui 11 gol in stagione, palla fuori, Espindola, imbuca, Barra lotta con Coco, mismatch fisico, Barra in angolo, alla fine l'ultimo tocco è del pivot della Feldieboli, c'è un'intesa poi tra i due, sarà rimessa dal fondo per l'84 con Coco che vola al cambio, dentro Siqueira, Osico, esterno per mandare nel campo aperto Siqueira, prova a cambiare lato, pallone buono dopo la deviazione per Pedro Mendes, dentro con Fortini che si era però schiacciato sul secondo palo, sbaglia Ugherani, sbaglia anche Siqueira, alla fine Spindola e Barra mettono tutti d'accordo. Ugherani con calma, pallone centrale, Barra riceve in area, scambio con Ugherani, pallone lungo, De Rienzo non benissimo, con il piede allunga direttamente in out, altro angolo per la Feldi, sempre pericolosissima da palla inattiva. Palla fuori, Venanzio, forte col destro, questa volta però fuori misura, alto sopra la traversa dell'84 che gioca. Osico, punta Caponigro, prova a sgasare, Osico, Diaz riparte da Siqueira, Osico, Siqueira, Coco, Siqueira, ancora Coco e poi Osico, lato lato, Mateus Diaz, Coco, bella diagonale per andare da Osico, isolamento con Caponigro, rientra Osico, pallone per Lucas Siqueira, Osico, Coco, scambio con Osico, Siqueira, nuovamente Osico,
sulle sue tracce Caponigro, scappa Osico, trattenuto in maniera vistosa da Caponigro. Primo fallo anche della Feldieboli quando entriamo nell'ultimo minuto di gioco. Volpi avanti per 2-1 al Palamaggiore. Siqueira in buca per Coco, chiude l'1-2 con Siqueira che col destro ancora una volta manda alto. Solo l'ennesima buona giocata a 2 per l'L84. Si resta però con la Feldi avanti per 2-1. Caponigro, Venanzio, Caponigro, Salas, Caruso attaccato forte da Siqueira, deve lavorare sul numero 8 dell'84 Caruso e poi trova bene Salas. Caponigro, Salas da Di Stanio che non può toccare il pallone, ingenuità in costruzione per il Ciolo Salas che regala una punizione a 2 al limite dell'area per l'L84 con Di Stanio che forse avrebbe addirittura potuto lasciare scorrere il pallone in calcio d'angolo, che se forse il portiere della Feldi era convinto del tocco di Lucas Siqueira. Intanto prova a giocare veloce l'84 con Osico che ha scaricato per Siqueira che poi ha battuto la rete centrando il palo. Intanto però Di Battista stava sistemando la posizione del pallone. Coco sul punto di battuta. Insieme ad Osico, tanta densità verosimilmente davanti alla porta di Stanio. Vediamo quale sarà la scelta anche di Coco Wellington e Osico. Coco, Osico, Murillo! Alto sopra la traversa, l'aveva preparata molto bene l'84 con Murillo che non è però riuscito a trovare lo specchio della porta. Si salva la Feldi. Salas, ultimi 20 secondi. Venanzio rischia su Murillo che gliela porta via solo per un attimo. Ancora Venanzio in verticale, Coco la trova, poi deve trovare una soluzione rapida. Coco Wellington sgasa, va giù Coco, c'è fallo e punizione per l'L84 con la sirena che è suonata dopo il fischio del secondo arbitro Di Battista. Mancano pochi decimi all'effettivo termine del primo tempo. Un secondo. Al fischio finale della prima frazione di gioco che terminerà dopo la punizione in favore dell'84. Un'occasione importante che può variare non poco del tema della partita sugli sgoccioli del primo tempo. Siqueira va in porta, non trovandone però lo specchio, con la sfera che è passata a centimetri dal palo alla sinistra di Di Stanio. Rivediamo il destro di Lucas Siqueira. Di Stanio comunque sembrava in traiettoria e ora sì che suona per davvero la sirena. Finisce qui la prima frazione di gioco tra l'84 Torino e Feldieboli. Volpi avanti per 2-1 dopo i primi 20 effettivi, ma la partita al Palamaggiore è vivissima e noi ci sentiamo dopo l'intervallo.
Futsal People, siamo tornati in diretta dal Pala Maggiore di Leini, pronti per il secondo tempo di l'84 Torino Feldieboli, 2-1 in favore delle Volpi di mister Antonelli dopo il primo tempo, un primo tempo aperto, giocato non su ritmi altissimi. Chiaramente l'84 deve far fronte all'emergenza infortuni e assenze. La Feddi ha il pallino del gioco in mano, è forte del vantaggio, non intende accelerare troppo. Chiaramente l'84 quando può ripartire lo fa con tanta qualità, come ha fatto infatti nella prima frazione di gioco, trovando il primo gol in Serie A di Mateus Dias, classe 2007. Aveva aperto le marcature l'autogol di Coco Wellington e poi il nuovo vantaggio per la Feldi, siglato da il Ciolo Salas. Doppio gol delle Volpi arrivato da calcio d'angolo. Quadratura intanto per mister Panic. Ora, pochi istanti fa, a colloquio con Leandro Cuzzolino. Per lui ancora 0 minuti in questa partita. Ne aveva giocati veramente tanti nelle ultime giornate di campionato per ovviare alle assenze verde-nere. Chiaramente serve un po' di riposo per il numero 17 dell'84, soprattutto in vista dei playoff. Squadre che hanno preso possesso del parquet, si attende solo l'ok da parte della terna arbitrale per l'inizio della seconda frazione di gioco. L'84 che vediamo già in campo ripartirà con De Rienzo tra i pali, poi Sicheira, Murilo Schiocchè, Coco Wellington e Osico, stesso quintetto con cui è partita la squadra di mister Paniccia. Dall'altro lato invece Di Stanio in porta, poi Ezzi, Caponigro, Selusio e Gabriele Gherani. Si gioca intanto sugli altri campi con il Manfredonia sempre avanti sul campo dell'Active Network, 2-2 tra i Costi di Genzano e Sala Consilina. Pomezia avanti per 5-2 contro il Benevento, 1-1 tra Napoli e Mete Catania nel derby del Sud, Roma 2-0 sulla Came, Ital Service Pesaro avanti per 3-1 da Avellino contro la Sandrobate. Padova invece il Vinomite di Petrarca ha accorciato sul Pirossigeno Cosenza, che però resta avanti per 2-1. Ci siamo, intanto tutto pronto sul parquet, c'è il fischio, via, si parte, andiamo, buon divertimento con il secondo tempo di l'84 Torino Feldieboli, con l'84 che gira al primo possesso con Murilo Schiocchè, Sicheira, da De Rienzo, Coco in verticale, Osico la mette giù col petto, palla centrale per Sicheira, pallone arretrato per Osico che aveva cercato l'attacco alla profondità. Respira la Feldi, che gioca ora con Ezzi, Selusio taglia il campo per andare da Federico Barra, taglia fuori preciso di Luca Sicheira dopo il controllo imperfetto del pivot della Feldieboli, che tiene ancora una volta la prima linea molto alta per pressare la prima costruzione dell'84. Ora Osico, isolamento con Barra, sgasa Osico che vorrebbe il fondo, palla dentro, c'è Di Stanio, poi Coco forte 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 col sinistro, spacca la porta e soprattutto fa 2-2 al Pala Maggiore di Leini, Coco Wellington. Tutto nuovamente in parità, partenza perfetta dell'L84 nel secondo tempo con Coco Wellington che mette dentro il 2-2, il quinto gol in campionato. Occhio a Selusio, conclusione, poi Barra dentro l'area, Osico ripulisce, scarico di Coco ancora per Osico, Murilo, palla centrale, Coco si gira bene, Osico, piroetta e cambio lato, Murilo Schiocchè, scappa dalla pressione, rischia qualcosa e poi Osico. Sempre 4-0 per l'84. Coco Wellington, Sicheira, Coco in verticale, passa il pallone per Murilo,
atterrato da Selussi, ma si gioca. Murillo, lato lato Osico, Siqueira, Osico, Coco, buono il controllo, se ne va Coco, mano in faccia di Ezzi, come ha mimato il primo arbitro Rutolo. Punizione per l'84. Problema intanto per Lorenzo Ezzi, si può giocare, c'è un'intesa con Coco Wellington che gioca per Siqueira. Osico tiene il pallone in campo, Siqueira, De Rienzo, attacca la verticale Murillo, De Rienzo in verticale nella zona di nessuno, può respirare la Feldieboli, che però ha subito il gol del pareggio dell'84 con la bomba di sinistro di Coco Wellington. Ottima giocata di Osico per prendere il fondo, poi tocco di Listanio, pallone che è capitato perfetto sul sinistro di Coco Wellington. Intanto ancora problemi agli occhi per Lorenzo Ezzi. Barra attaccato forte da Siqueira, che gli sradica il pallone solo per un attimo, rimessa Feldi. Palla centrale per Ezzi che tocca con la schiena, poi Coco, doppio controllo, Barra forse con una mano, ma si gioca. Ugherani, Barra forte con la punta, direttamente out. Era stato forse Ugherani in precedenza a toccare con la schiena, poi la conclusione di Barra lontana dallo specchio della porta dell'84. Murillo, Siqueira, attaccato forte, Murillo, Coco prova ad andare in verticale, Osico resta fermo ai blocchi di partenza, raccoglie Di Stanio, che prende campo e guarda anche la porta, calcia Di Stanio, forte con il destro, non inquadrando però il bersaglio grosso. Con calma l'84 De Rienzo gioca per Siqueira. Osico, Murillo, Siqueira, Murillo in verticale per Osico, che riceve, attaccato forte da Giancarlo Selussi, guadagna comunque una buona rimessa laterale per l'84. Palla per Siqueira che calcia col destro, ancora una volta alto, nessun problema questa volta per Di Stanio. Fuori Murillo, dentro Giuliano Fortini. Di Stanio e Spindola, appena entrato. Così come Caponigro, Salas e Caruso, questo è il quintetto della Feldi. Caruso regge sulla pressione forte da parte di Luca Siqueira. Caponigro per Caruso, che si era trovato 1 contro 0 con De Rienzo. Buona lettura in fase di copertura per Lucas Siqueira, che non si era capito nel cambio con Fortini. Palla sopra Caruso, calcia, il pallone diventa buono solo per un attimo per Caponigro, poi sfera in verticale per Coco, che vuole andare da Fortini, doppio rimpallo, Coco, ancora Coco, Fortini, la palla è lì per Coco, traversa e poi Di Stanio se la trova tra le mani. Azione pesante per l'84, tanto quanto confusa. Alla fine De Rienzo mette tutti d'accordo e rimette subito in moto Osico. Grande occasione per Coco Wellington, che ha sbattuto però sulla traversa. Buon blocco di Siqueira, fischiato dal secondo arbitro Di Battista. Punizione per la Feldieboli, resta giù Salas. Problema credo alla bocca dello stomaco per il Ciolo Salas. Pochi istanti fa traversa di Coco Wellington, che con un po' di fortuna ha vinto un paio di rimpalli e alla fine si è presentato tu per tu con Di Stanio, stappando però il pallone sul legno della porta della Feldi. Qua rivediamo doppio rimpallo, pallone per Fortini, sinistro di Coco, traversa e palla fuori, poi Coco frana contro la porta. Che occasione per l'84. Primo ingresso dello spazzolone questa sera al Palamaggiore di Leni, se ne sono andati 3 minuti e 30 di gioco, 2-2 tra l'84 e Feldieboli, con l'84 che ha trovato il gol del pari con Coco Wellington, che come detto pochi istanti fa è andato vicino alla doppietta e al 3-2. Si può giocare e Spindola, corto per Caponigro, bomba, centra Osico. Angolo per l'84, è entrato anche Pedro Mendes sul terreno di gioco. Per lui il primo gol in stagione contro Manfredonia. Palla centrale ancora per Caponigro,
che mette nuovamente avanti la Feldieboli. Ancora gol su calcio d'angolo per le Volpi di Antonelli e 3-2 Vincenzo Caponigro. Tutto da rifare per l'L84, terzo gol da palla inattiva per la Feldi. Buona giocata di Osico che però si è trascinato il pallone direttamente in out. Rischia qualcosa e Spindola su Pedro Mendes. Alla fine Salas può andare solamente in verticale di De Rienzo. Osico, aspettano la Feldi. Fortini, Murilo Schiocchè, appena rientrato. Fortini lascia lì per Murilo, 1-2 che non si chiude. Caruso, appoggio. Salas poi per Spindola. Guarda la porta e Spindola calcia, centra Fortini e poi alla fine Pedro Mendes saggiamente, senza fronzoli, direttamente in out. Caruso. Su di lui Fortini, si gira bene Caruso in area. Tocco leggero, non abbastanza per un fallo. Sgasa Osico intanto su Salas nella sfida tra numeri 10. Cambio lato perfetto per Murilo. Puntata di sinistro, paratissima di Listanio sulla conclusione di Murilo Schiocchè. Osico sul punto di battuta, palla sopra per cercare Fortini al volo sul secondo palo. Non arriva però la deviazione da parte di Pedro Mendes. Sarà rimessa dal fondo per Listanio. Salas e Spindola. Caponigro in verticale, in ritardo questa volta Caruso, nessun problema per l'L84. Osico, Fortini, Murilo Schiocchè. Osico rinviene su di lui Caruso, isolamento, rientra Osico, guarda la porta Osico, calcia. Non c'è deviazione, strozzato il destro del capitano dell'84. Pallone in out, altra rimessa dal fondo per Listanio. E Spindola. Lato lato, Caponigro, Salas in verticale. Caruso di prima lungo il pallone per la corsa di Caponigro che non ha il motorino, non può arrivarci. Altra buona uscita palla però della Feldieboli. Murilo Schiocchè. Siqueira Murilo in verticale da Pedro Mendes. Si gira Pedro Mendes, toccato da Salas. Non c'è niente, buon lavoro solo per un attimo per Pedro Mendes che poi non è riuscito ad appianare il pallone. Siqueira di testa, lascia scorrere saggiamente Fortini dopo il tocco di Spindola. Siqueira, Murilo, Fortini, Murilo in verticale, Spindola va giù nell'incrocio di gambe con Pedro Mendes, rimessa Feldieboli. Intanto è Cossiti avanti per 3-2 contro lo Sporting Sala Consilina, anzi no, si resta sul 2-2, un po' di confusione. Intanto è rientrato Venanzio che scambia con Caponigro e poi Listanio con campo da prendere. Rischia un po' su Murilo ma trova bene Ugherani. Venanzio, Ugherani, Caponigro in angolo da Caruso che deve reggere questo pallone. Prova a calciare forte sul secondo palo, non ci arriva per millimetri Ugherani che poi frana addosso a Giuseppe De Rienzo. Bell'abbraccio tra i due, se la ride anche Murilo Schiocchè. Intanto Pomezia avanti per 7-3 sul campo del Benevento. Intanto è rientrato anche Mateus Dias che rischia qualcosa. Barra dopo il tocco di Ugherani, Barra regge il pallone e aspetta. Ezzi, Venanzio, Ugherani, Venanzio, Ezzi, ancora Venanzio. Prova ad alzare la pressione Mateus Dias. Listanio, Venanzio di prima in verticale, impreciso il tocco
del numero 5 della Feldieboli per Lorenzo Ezzi. De Rienzo. Mateus Dias preso in controtempo, possesso regalato alla Feldieboli. Barra si gira, calcia Barra, centra Siqueira, poi lotta Barra con Murillo Schioquet. Sempre Barra in mezzo a tre, lavora ancora molto bene. Siqueira più bravo di lui, gliela porta via. De Rienzo. Dias. Fortini. Pallone per Murillo Schioquet che lo scava in verticale per la possibile corsa da parte di Mateus Dias. Presente bene di Stanio. Venanzio. Ezzi. Fortini su di lui, sbaglia il controllo Ezzi. Respira l'84 quando se ne sono andati poco più di 7 minuti nel secondo tempo. Feldieboli avanti per 3-2, l'aveva pareggiata Coco Wellington. Gol di Caponigro per rimettere le Volpi avanti. Terzo centro della Feldi questa sera su calcio d'angolo. Ugherani, Ezzi. Ugherani, pallone in verticale letto bene da Fortini. Possibile 4 contro 3 per l'84. Mateus Dias si prende l'isolamento con Barra, prova a sgasare, scivolata Barra che poi si trascina, però il pallone direttamente in out. Rimessa l'84, buona personalità per Mateus Dias che ha guadagnato una positiva rimessa. Vicina parente di un calcio d'angolo. Fuori Fortini, dentro Zico. Pallone per Murillo Schioquet. Dausico. Siqueira. Prova a sgasare sulla banda. Pallone dentro, letto da Venanzio e poi pallone in verticale. Osico vince il duello. Siqueira prova a mettersi in ritmo, trova solo Dias che calcia con il destro, non trovando però lo specchio della porta. Non c'è deviazione rimessa al fondo per Di Stanio. Ha provato a cercare la doppietta personale Mateus Dias. Intanto la Meta Catania è avanti sul campo del Napoli, meta che così sarebbe prima aritmeticamente nel regular season di Serie A. Tanto Murillo Schioquet recupera il pallone, Osico glielo porta via, Osico calcia, ci arriva in scivolata bene in copertura Venanzio Sini dal basso. Angolo l'84, intanto il Vino Mitali per Petrarca ha pareggiato i conti con la Pirostigeno Cosenza. Palla sopra verso Siqueira, calcia al volo, il pallone è risalito, poi il tocco di Ezzi. Si riparte da Siqueira. Murillo, Siqueira in verticale cercando l'angolo, non capendosi però con Osico. Può respirare la Feldieboli. Ezzi corto, aspetta l'84. Venanzio. Ugherani. Isolamento con Osico, rientra Ugherani, prova ad andare in verticale da Barra che arriva con un attimo di ritardo, non riesce a controllare l'appoggio del proprio numero 8. Coco, Osico, sfida Ugherani, poi riparte da Lucas Siqueira. Dias, Siqueira, Osico rischia, il pallone diventa buono per Barra che non calcia. Scarico, Venanzio! Spara a salve con il destro, buona occasione per la Feldieboli. Sul destro di Venanzio Sini dal basso sarà rivio dal fondo per Peppe De Rienzo. Coco, esterno per andare in verticale da Mateus Dias, rimessa all'84. Si riparte da De Rienzo che deve andare forzatamente in verticale, direttamente da Di Stanio. Che ora prende possesso della metacampo dell'84. Venanzio, palla in angolo da Ezzi, attaccato forte da Coco Wellington. Prova a sporcargli il pallone, lavora Ezzi, l'ultimo tocco è del numero 27 della Feldieboli, la rimessa è per l'84. Rischia Coco, Ugherani forse con una mano, Osico tiene il pallone in campo e sgasa.
Mateus Dias rientra, appoggio facile per Lucas Siqueira che prova a scappare dalla pressione di Barra, sempre Siqueira in verticale, male col destro, quasi a centrare mister Antonelli in piedi davanti alla panchina della Feldieboli, che ripartirà con la rimessa laterale. Ezzi per Selusio, cambio lato, pallone in verticale per Barra, in buca Barra per Ezzi che non riesce a tenere il pallone in campo. Ottima idea di Barra a cercare l'inserimento puntuale da parte di Lorenzo Ezzi, che è arrivato forse con 1 centimetro di ritardo su questo pallone. Occhio Coco, in verticale per Pedro Mendes, col petto lavora bene Selusio, poi mette tutti d'accordo scaraventando il pallone direttamente sulle tribune del Palamaggiore di Leni. Rimessa laterale per l'84 che si riporta in zona offensiva. Osico riparte dal basso all'84, Coco fuori dai blocchi, Ezzi su di lui, sfida tra i due, palla centrale, Fortini prova a mettersi in ritmo, lavora bene Barra su di lui, poi Solate e Selusio, pallone in verticale buonissimo per Ezzi, tu per tu con De Rienzo. Ezzi non può calciare, c'è Coco su di lui, sempre Ezzi deve lavorare questo pallone, lo fa molto bene tornando alla Barra, che aspetta e addormenta la sfera in fallo laterale. Problemi per Federico Barra che resta giù. Brutte notizie per mister Antonelli, che perde uno dei riferimenti più importanti in zona pivot. Non sembra né un problema muscolare né un problema traumatico per Federico Barra. Anzi, ghiaccio spray all'altezza del ginocchio destro, quindi forse una botta per il pivot della Feldi. Qualche difficoltà a respirare, credo abbia respirato il ghiaccio spray applicato dal massaggiatore Grassi, sperando chiaramente che sia tutto ok e soprattutto che il ginocchio di Barra non gli presenti problemi. Ancora problemi a respirare con il ghiaccio spray per il numero 21 della Feldieboli. Sicuramente uno degli ingressi più interessanti nel roster delle Volpi, per lui 8 centri stagionali in Serie A, però lascia il campo claudicante Federico Barra. Sarà chiaramente rimessa laterale per l'L84 che andrà a restituire il pallone alla Feldieboli. Intanto mister Antonelli ne ha approfittato per un simile time out. Barra è fuori dal campo, può andare al cambio la Feldi con Fortini che restituisce il pallone alle Volpi. Dentro Caruso, dentro anche Salas e Caponigro. Salas, Caruso regge il pallone sulla pressione forte da parte di Osico, si riparte da Salas, Selusio, Salas, ancora Selusio, Caponigro in verticale, Osico mette giù col petto Pedro Mendes, Osico, Fortini, Osico non controlla nella sfida tra numeri 10 con Salas che riparte da Selusio. Pallone in verticale letto per un attimo da Pedro Mendes. Salas lascia lì a Caponigro, isolamento con Coco, rientra Caponigro, prova a sgasare ancora una volta su Coco, vuole il fondo Caponigro, lavora molto bene Coco Wellington che favorisce l'intervento pulito di Peppe De Rienzo che va in verticale cercando la possibile corsa di Coco con un pallone alto e lento. Non vede però la sfera Coco Wellington che lascia scorrere. Selusio organizza per la Feldi. Salas.
preso in controtempo Selusio, che però è bravo a tenere in campo il pallone. Salas, Selusio, Salas, Caruso, Selusio, ancora Caruso, all'indietro, pallone complicato da gestire per Selusio, che si stava lanciando sulla banda di destra, non può chiaramente giocare Di Stanio. Rimessa per l'L84 in zona offensiva. Intanto Metà Catania avanti per 3-2 sul campo del Napoli. Pirossigeno Cosenza 4-3 in casa del Vinumita di Petrarca. Seguiamo l'angolo, palla centrale, Coco scambio, prova a calciare addirittura, trova il petto di Di Stanio. E il nuovo calcio d'angolo, Sala Consilina, che ha trovato invece il 4-2 contro l'Eco City Genzano. Palla sopra, Fortini mette giù, calcia, centra Caponigro davanti a sé, poi Salas spinge la transizione, prova a calciare, cede Rienzo e poi Osico senza fronzoli direttamente in out. Puntuale Giuseppe De Rienzo sul destro del Ciolo Salas. Palla sopra per la conclusione da parte di Salas. Da ripetere però l'esecuzione del calcio d'angolo, che tanta fortuna ha dato la Feldi questa sera al Palamaggiore. Palla fuori, Caponigro passa sul rimpallo con Coco, poi prova a calciare alto sopra la traversa. Coco contro Selusio, attaccato forte, troppo forte, punizione per l'84. Caruso sollecita l'ingresso dello spazzolone, gli dà ragione il secondo arbitro Di Battista. Intanto chiudiamo il discorso dei risultati degli altri campi. Il Vittoriano Dragstore Manfredoni è sempre avanti per 3-2 sul campo dell'Active Network. Roma sempre avanti per 2-0 contro la Came. Il Service Pesaro 5-2 sul campo della Sandro Abate. In questo momento al play-out andrebbero Cosenza e Petrarca, sempre dando un occhio al ricorso del Costiti Genzano nella sfida proprio contro il Petrarca. Metà Catania prima, Feldieboli seconda, Napoli terzo, Roma quarta e Costiti Genzano quinta, sesta il Pomezia, che supererebbe l'84 in virtù degli scontri diretti. Ultimo posto valido per il playoff, già staccato dalla Sandro Abate. Recupera bene Pedro Mendes, Siqueira, Murillo Schiocchè, Siqueira, Pedro Mendes, lotta con Caponigro, poi scambia con Murillo, tunnel solo per un attimo, poi Salas rischia tornando da Di Stanio, c'è il fallo però di Pedro Mendes ai danni del Ciolo Salas. All'84 servirebbe almeno il pari per non scivolare al settimo posto. Con una vittoria si andrebbe a pari punti con l'Eco City Genzano, che in questo momento, come detto, sta perdendo sul campo in casa contro il Sala Consilina. Rimessa per l'84 con Selusio che ha allungato il pallone direttamente in out. Momenti confusi sul parquet. Murillo in maniera molto sportiva va a restituire il possesso alla Feldieboli. 84 che avrebbe bisogno di una vittoria per superare sia il Pomezia che l'Eco City Genzano. Palla in verticale intanto per Caruso, palleggio centrale, ci arriva De Rienzo. Murillo, Siqueira, sgasa per vie centrali, toccato in maniera fallosa da Caruso, che rischia il giallo, vola al cambio poi il numero 18 della Feldi, dentro è Spindola, fuori anche Caponigro, dentro Lorenzo Ezzi, gioca l'84. Murillo, Siqueira, Pedro Mendes, prova a ripartire e vince il rimpallo Venanzio, poi Ezzi da Di Stanio. Sguardo in avanti e pallone che segue ancora una volta bene lo sguardo, controllo Ugherani, riviene su di lui Lucas Siqueira nella sfida tra i numeri 8. Pallone centrale, c'è Murillo che legge e provvede, poi Pedro Mendes lascia lì a Giuliano Fortini che aspetta.
Poi prova a sgasare su Lorenzo Ezzi che gli porta via bene il pallone e Spindola lascia lì Ezzi, De Rienzo, altro miracolo in uscita, ottima chiusura, vola al cambio Pedro Mendes, gioca la Feldi con la conclusione del gol di Lorenzo Ezzi che da 0 metri non può sbagliare e fissa il punteggio sul 4-2 per la Feldi Eboli a 6:40 dalla fine della partita. Lorenzo Ezzi. Doppio vantaggio per la Feldi a 6:40 dalla fine della partita. Altro gol da palla inattiva per l'84. Tanto Osico, Coco prova a calciare forte col sinistro. Pallone che sibila vicino al palo sinistro della porta di Di Stanio. Che poi gioca. Ugherani, Venanzio. Ugherani passa e vince il pallone su Coco Wellington. Ugherani vuole il fondo, Osico è scivolata, pallone tra le mani di De Rienzo. Poi ancora Osico che riparte da Siqueira. Coco si gira in buca per Osico. Osico risponde subito l'84 che torna a distanza -1 col gol di Osico a 5:57 dalla fine della partita. 4-3. Ritorna sotto l'84, ci mette un istante a tornare nella dimensione di pochi istanti fa. Tutto da rifare per la Feldi che comunque mantiene quel cuscinetto di vantaggio in questo finale. Occhio a Murilo Schiocchè. Siqueira. Murilo scava il pallone per Coco Wellington, attaccato da Spindola. Poi Murilo ancora per Ugherani che vince il duello e riparte da Venanzio. Di Stanio. Controllo complicato per Venanzio, Osico trova il pallone, lo scava bene per Murilo, prova a calciare Murilo, arriva come un treno, prima di lui Ugherani, puntuale a cancellare il sinistro al volo di Murilo Schiocchè, che ora va a prendere un po' di fiato, dentro Mateus Dias. Coco prova ad andare dentro da Osico, legge però e Spindola. Osico addormenta il pallone in fallo laterale e Spindola sul punto di battuta. Ezzi sfida con Mateus Dias. Venanzio. Ugherani va in verticale da Ezzi, vuole il fondo Ezzi, su di lui Mateus Dias, palla centrale, Spindola, scarico Ugherani. Siqueira, anticipo su Venanzio, ultimo tocco di Luca Siqueira. È rimessa per la Feldi Eboli, vicina a parenti di un calcio d'angolo. Palla centrale verso Ezzi, poi Ugherani ci prova, centra Osico. Ugherani lascia lì il pallone, lo trova Coco, doppia assolata, tripla assolata, si riparte da Osico 1-2. E poi cambio lato, bene per Mateus Dias. Pallone in parallela per la corsa di Siqueira che ci arriva, centrale il pallone per Osico. Lettura di intelligenza per Di Stanio che parte con un attimo d'anticipo e fa sul pallone. Venanzio. Salas, centrale, Spindola, prova a girarsi e Spindola, tiene a distanza Osico, pallone centrale raccolto da Mateus Dias, prova a puntare tutta la Feldi da solo, riviene però forte su di lui Salas, scarico Venanzio, guarda la porta e spara, centra Osico, poi Coco in out, rimessa Feldi Eboli. Da rettificare il punto di battuta, ora Venanzio può giocare. Salas e Spindola in verticale, Ezzi passa Ezzi, pallone a rimorchio, copre Osico, poi Siqueira in anticipo su Venanzio, doppia solata, prova a scappare dalla pressione, riparte da Osico in verticale di prima per Coco, 2 contro 0, sempre Coco, rimontato da Salas,
che salva la Feldi a poco meno di 4 minuti dalla fine, sempre le Volpi avanti per 3-2. Si rivede sul parquet Federico Barra. Selusio calcia, Selusio con il sinistro alto, avremo un tocco di De Rienzo che non c'è. Fuori intanto Diaz e Coco Wellington, dentro Murillo e Pedro Mendes. Osico, Murillo Schiocchè, stoppato da Salas, poi De Rienzo, nuovamente Murillo. Siqueira, Murillo Schiocchè, Siqueira prova ad andare in verticale da Pedro Mendes che controlla il pallone, spinto da Caponigro, pallone in out. Poi sfera in verticale, Barra si gira, prova a imbucare il pallone Barra, De Rienzo ci arriva, l'ultimo tocco è sfortunato di Caponigro, anzi no, il pallone era già uscito. Time out chiesto da mister Antonelli a poco più di 3 minuti dalla fine della partita. Stop sul parquet, stop anche per noi. Squadre che fanno ritorno sul parquet. È finita a Orte tra Active Network e Manfredonia, con l'Active che si è presa la vittoria per 4-3. Il Napoli intanto è avanti per 4-3 contro la Meta Catania. Ribaltone azzurro contro i campioni italiani in carica. In questo momento la Feldieboli sarebbe prima al termine della regular season. Palla centrale, Barra va dentro da Caponigro, Murillo vince il rimpallo solo per un attimo, calcia Salas direttamente in out. E altro sono della sirena time out, questa volta chiesto da mister Paniccia per preparare l'ultimo assalto col portiere di movimento a 3 minuti dalla fine. Stop sul parquet, stop anche per noi. Squadre richiamate in campo per gli ultimi 3 minuti di gioco. Coco Wellington con la maglietta da portiere di movimento e andrà a formare il quintetto verde-nero insieme a Murillo Schiocchè, Luca Siqueira, Osico e Giuliano Fortini. Feldieboli che, come detto, in questo momento sarebbe prima al termine della regular season. Intanto è finita a Padova tra Petrarca e Pirostigeno Cosenza, con la Cosenza che batte i veneti per 5-3 in quello che al momento sarebbe lo scontro play-out. Intanto a Genzano lo Sporting Sala Consilina è sempre avanti per 4-2. Spazzolone fai da te sulla panchina della Feldieboli. Pesaro 6-3 in vantaggio contro la Sandro Abate. Roma sempre sul 2-0 contro la Came. Finita Pomezia tra Pomezia e Benevento, 10-5 per la Fortitudo. Quindi l'84 che vincendo in questo momento tornerebbe al quinto posto e soprattutto toglierebbe la Feldi il titolo di reginetta di regular season.
Col Manfredonia che torna aritmeticamente in Serie 2 Elite. Come detto, Petrarca e Cosenza andrebbero a giocarsi il play out. Prova ad alzare la pressione la Feldieboli, ne esce per un attimo nell'84, Osico rischia e poi va da Murilo Schiocchè. Ora rincula la Feldieboli, può stabilirsi nella metacampo delle Volpi l'L84 che gioca con Fortini Osico. Coco, Osico, posizione di blocco Coco, Siqueira, Fortini attaccato forte, si ritorna da Osico, prova a alzare la pressione Salas, Fortini, Siqueira, riparte da Osico, fuori dei blocchi Coco, scelto Siqueira, si prova a mettersi in ritmo, super intervento da parte di Gabriele Ugherani che in scivolata guadagna anche la rimessa. Selusio in verticale, Salas scappa dalla pressione di Osico nella sfida tra numeri 10, poi cambio lato, impreciso, possesso regalato all'L84 che ha un'altra occasione col portiere in movimento. 2-0 alla fine. Coco, Fortini, Siqueira, Fortini, scarico per tornare da Osico. Murilo, Osico, Siqueira, Osico, Siqueira, Fortini. Rischia sulla costruzione all'L84, Osico arriva sul pallone prima che quest'ultimo possa entrare nella rete sguarnita verde-nera. Risale il campo Osico. Siqueira, Coco di prima, bene per la conclusione sul secondo palo, super intervento ancora una volta di Ugherani a togliere il pallone da dentro la porta, poi lancio in verticale per Salas direttamente in out. Che occasione per l'L84 che ha costruito benissimo sulla banda di destra, e poi Ugherani a compiere un altro miracolo. Intanto resta giù il Ciolo Salas, crampi per il numero 10 della Feldieboli che chiede l'ingresso dello staff medico ed il conseguente cambio, anzi no, riesce a uscire il 10 delle Volpi dentro e spingerlo a difendere. Cosa ha fatto in fase difensiva pochi istanti fa Gabriele Ugherani? Si riparte, altro giro per Osico, Coco, Fortini, Siqueira, Fortini, Osico, chiuso, Murilo Schiocchè, Osico, Fortini, ancora Osico, Fortini, buona trama per Murilo, sterzate, poi ancora Osico, spazio per Siqueira, Osico con campo, calcio Osico, che parata di Listanio a inchiodare a Feldieboli sul 4-3, la toccata Giuliano Fortini, pallone in verticale, Selusio controlla, prova col tacco, c'è Osico che deve allontanare il pallone, si è spostata la porta per il tentativo di scivolato da parte di Giuseppe De Rienzo, che col motorino era rientrato a coprire i propri pali. 44 secondi alla fine della partita, pallone che verrà scodellato in favore dell'84 che aveva recuperato la sfera. Selusio si lamenta, si gioca, Fortini in verticale, sbaglia però l'appoggio, Selusio a porta vuota, Selusio centra Osico, che rischio, poi Coco saggiamente prende il pallone in mano e rimette in moto Siqueira, che ora deve riuscire a trovare uno scarico, Selusio gliela porta via e poi va giù, Siqueira il pallone è in campo, Fortini, centra di Stagno, bravissimo in uscita, ancora una volta il portiere della Feldieboli a tenere i propri compagni avanti. Osico, Fortini in angolo da Siqueira, perde il rimpallo, Venanzio molto bravo in fase difensiva, ultimo sforzo per la Feldi, ultima rincorsa verso il pari per l'84, Di Stagno male direttamente in out. Osico, ultima azione, prende campo, calcio Osico, forte Di Stagno, poi ci prova Venanzio che centra il soffitto del Palamaggiore, sono
7 secondi alla fine, gioca l'L84 con Osico che sbaglia l'appoggio, Selusio calcia verso la porta vuota dell'L84 e mette la parola fine sulla partita. Giancarlo Selusio, 5-3 ad un secondo dalla fine. Si riparte con Murillo che scodella il pallone, suona la sirena, la Feldieboli batte per 5-3 l'L84 Torino al Pala Maggiore di Leini. Intanto però la Meta Catania ha riacciuffato il pari a Napoli. C'è da aspettare per la Feldi nel tentativo di capire se sarà primato in regular season. L'L84 invece al momento è al 7° posto in campionato. Intanto però dal Pala Maggiore è tutto per l'84 Torino Feldieboli. Un saluto ed una buona serata da Enrico Coggiola. Io chiesto un applauso